Cari amici, inizia un nuovo giorno. Stamattina siamo scesi dalla nave e dopo una lunga fila per prendere la funivia siamo giunti qui a Santorini, dove ad attenderci abbiamo trovato un gruppo di musicisti del posto che adesso ci porteranno in giro per questo meraviglioso luogo per farci conoscere l'arte, la cultura e la tradizione di Santorini. Restate con noi. Benvenuti a Santorini, dove la musica napoletana ha incontrato la musica greca. Allora Francesco, siamo appena scesi dalla funivia, tra l'altro c'era un panorama straordinario, e chi c'è ad accoglierci? Allora, ci sono i più antichi musicisti dell'isola di Santorini che vestono proprio con questa divisa, camicia bianca, pantalone nero, e loro sono proprio i classici musicisti. Abbiamo anche dei ballerini greci e adesso percorreremo tutta Santorini per omaggiare la cultura greca e la cultura napoletana. Ed ovviamente per fare scambi culturali con la nostra cultura. Certo, adesso qui abbiamo i nostri musicisti e i nostri artisti che si gemelleranno, si dice gemelleranno, sì? Si incontreranno con gli artisti greci di Santorini. Quindi oggi è festa e musica e tutti insieme visiteremo Santorini. La festa della musica qui a Santorini, adesso ci incamminiamo per tutte le stradine dell'isola. E allora restate con noi e guardate cosa succede. E dopo un lungo giro avviene lo scambio culturale tra Santorini e Napoli.
Ma voi guarda che brutta compagnia, più bella voce mi va presentata, i non saccio si turgi, ma tutti i modernici della parte che preparita, a corte di zucchero e a partita, e tanta cacciata, e tanta cacciata, tutto voce tutta tanto, fine tutto va da arrivare. Chi è Tamar, non era Tamar, Tamar è da Altamar, che in arabo è il venditore di datteri, il contadino, Tamar. Oppure sapete, gli arabi musulmani indossano, quel pantalone che ha quel cavallo basso fino alle ginocchia, quel pantalone in arabo si chiama la waddara, la waddara. E a noi quando ci scende qualcosa da quelle parti, per noia, per stanchezza, no? Per sfinimento, ci scende la Wallera, quindi anche Wallera è arabo. Le telecamere, un microfono, a un certo punto passa uno scognizzo dei quartieri spagnoli, deve fare un dispetto, no? Vedi tutto il telecamera, un microfono, io stavo parlando, lui si avvicina qua e fa Luto! Bravo, grazie, sei un genio, cioè, aveva rovinato tutta la registrazione. Però a un certo punto ci penso, guarda, prova Unite, Lota. Lota è dal latino lutum, che significava nell'antica Roma fango, fanghiglia, cioè mi ha insultato in lingua latina. A questo punto mi giro e dico ne lutam, che è dal latino letamen, che significava nell'antica Roma sterco, escremento. Vedete, io e lui ci siamo insultati in latino, ma in quale altra lingua europea trovate un popolo che si insulta, si piglia male parole in una lingua classica? Mannaggia, a capo si vicenza, mannaggia. Un'altra bellissima lezione che ha riscosso un successo immenso, perché il pubblico insomma si è divertito veramente tanto, e sta la chiara dimostrazione che la musica è un potente strumento comunicativo, perché tu alterni le tue lezioni con tanti canti fatti appunto dai nostri artisti. Sì, perché questa è una crociera della musica, arte, storia, cultura napoletana, una cultura a tutto tondo, e quindi noi incastriamo la lingua, che è una delle eccellenze della nostra etnia, con un altro grande valore culturale, che è la musica napoletana, e fare quindi un ricamo in cui il racconto si interseca con la canzone è veramente una cosa. Tra le altre cose non abbiamo provato nulla stasera, è stato un successone colossale. Diciamo che ci sono state queste incursioni musicali in Napoli Antica che sono veramente bravissima. Nadia ha una voce straordinaria, i musicisti sono eccezionali, e poi c'è stato Diego Sanchez che ieri sera già ci ha deliziato col suo spettacolo. Guarda, per me è stato un onore avere 5 musicisti, cantanti
Cioè una cosa veramente straordinaria. Non credo che sia ripetibile, guarda, una cosa così. Questa sera su cosa ci siamo soffermati? Questa sera abbiamo parlato della ricchezza soprattutto della lingua napoletana, che è araba, greca, latina, che è francese, spagnola, che è anche americana. Abbiamo dimostrato che noi parliamo anche americano nella lingua napoletana. Insomma, veramente un patrimonio culturale da difendere, assolutamente. Devo dire che gli ospiti della nave stanno seguendo attentamente, stanno studiando, perché poi alla fine dovranno essere tutti laureati. Beh sì, alla fine avremo gli esami finali e poi alla fine saremo clementi, perché la Gennarino II è un'università che dà le lauree facili, insomma, vabbè, però cercheremo di essere selettivi. Io sto seguendo, quindi mi merito anche io Ti questa meriterà. laurea, come se la merita anche il nostro operatore che gentilmente in questo momento sta riprendendo questa intervista. Ci vediamo domani. Domani sera c'è una lezione continua, quella insomma non solo sulla cultura partenopea, domani sera ci focalizzeremo sulla musica classica napoletana, che è un altro grande valore, perché il secolo d'oro della musica napoletana, quello che va da metà dell'Ottocento a metà del Novecento, ha sfornato migliaia, decine di migliaia di canzoni straordinarie. Parleremo di quelle. E quindi seguiteci, perché domani ci sarà una nuova lezione con Amedeo Colella. E adesso c'è un messaggio per voi. L'appuntamento è dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a bordo di MSC Grandiosa per l'edizione 16 bis della Crociera della Musica Napoletana. Gente magnifica, gente, chi tanto e chi niente, noi stiamo a guardare. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e si sta. Gente magnifica, gente di questa città. Ma per guaglione che guardano in cielo e non fanno parlare. Sti guaglione hanno fila e speranza di mana c'è sta. Sti guaglione da isole e braccia e si vanno salvare. Ci sta tutta la magnifica gente di questa città.
guaglione, caizze e braccia e si vanno salvare.